per il momento andiamo alla pompa e benzina a fare benzina. Il bello di staccare i controlli una volta è di trovarli sempre spenti quando ci risali, ti? L'elettronica è spettacolare di sta moto. Ah ragazzi, la figata, guarda Salvatore, guarda. Quando sei su mappa pioggia servono proprio per deviare il flusso d'acqua, perché tu hai le gambe chiuse e l'acqua non ti va sulle gambe, mentre invece con le altre mappe questa è disabilitata, in modo che hai tutta l'aerodinamicità possibile. Il caffè lo fa? Il caffè sì, sta imparando. Divertiti. Ragazzi, Salvatore sta accusando perché non gli ho dato a lui la 09 e la sta guidando Gianmarco. Ma quanto è divertente questa moto. E Salvatore sta accusando perché sto impennando anche questa. Hai visto come si impenna? È troppo divertente. L'unica pecca di questa moto secondo me è il cambio elettronico. Dovevano mettergli il cambio elettronico. Bravo Salvatore, distruggi le sospensioni. Sì, ce l'ho io. Che fai? Dai il caffettino dopo pranzo? Eh sì, gli faccio un po' di aperitivo alla 09. Ma io su una ruota ti appendo. Oh, ma è buona sta 5 euro. Oh, se l'è presa, dai. Business. La voglio comunque una moto da turismo e mettermi ad impennare così come un ignorante. Salvatore che accusa. Anche se è troppo grande non mi fa vedere avanti quando ce l'ho a candela, quindi nel traffico non è consigliabile l'impennata. Mi metto di qua che giustamente il comune ha asfaltato solo metà parte, quella più rovinata l'ha lasciata così. Mamma mia, boom, boom. E noi sfondiamo le moto e poi paghiamo anche la tassa di proprietà, la tassa di circolazione, l'assicurazione di 2000 euro. Salvatore accusa perché scende giù questa, Tore. Sembra una moto da vecchi, ma è divertentissima. Salvatore il pennatore. Questa ti limita, già ma te l'ho detto, c'hai i controlli. Però è bella ragazzi la mia 09, vista da così, cioè, oh, cazzarola, quanto è bella. Bella, ma sono così quando sto in moto. Sono proprio cattivo, sono. Gianmarco che si pinna la mia 09. La sa guidare meglio di te l'ho detto. Cioè, il titolo di questo video sarà Salvatore accusa. Com'è? Divertente, eh? Salvatore c'è, Gianmarco c'è, manca solo Felice. Che ce ne fotte? Anche all'impiedi si alza sta cessa. Ragazzi, che sia chiaro, sta cessa è un complimento, è un termine napoletano per dire questa birichina. Dobbiamo andare di qua, tieniti sulla destra, Salvatore. È perché fai passare le macchine, aspettiamo Felice. Salvatore, fatti un po' a destra, dai gitti già. Prego. Lì ho telefono a mano, a così cammino buono, signor. Vogliono parlare, poi telefono a mano. Adesso stiamo lasciando il V100 di nuovo ad Area 101. E per chi dice che è un vaccone, ragazzi, si gira sul cavalletto come se fosse una bicicletta, guardate. No, comunque veramente studiata bene, bilanciata bene, ti diverti, si impenna, bella. Mi dispiace anche un po' separarci. Ragazzi, diciamo che questa è la versione sport. Sospensioni Hollins anteriore e posteriore regolabili elettronicamente, poi manopole riscaldate e il cambio elettronico che diciamo era l'unica pecca che manca sull'altra. Poi devo dire la verità, le sospensioni Hollins non credo siano tanto necessarie per quello che uno fa con questa moto. Oh, guarda, non ce la puoi mai fare a passare, no? Che io non lo so. Che bello prenderlo per il culo, però. La giungla, ragazzi. Chi si infila prima vince. Lui si è infilato prima di tutti. La giungla è aperta, tutti che passano col rosso. Lui che si fa la passeggiata mergellina. Bravo, anche la signora davanti. Cioè, guarda, quello è passato che stavano i bambini. Cioè, me ne a far passare una famiglia con i bambini. Lo so, l'ho visto. Esistono le strisce per attraversare. Cioè, vedi?
Giustamente lei ha attraversato sulle strisce, la faccio passare, giusto che sia così. La polizia si fa le chiacchierate, vedi qua? Che bello, tutti che attraversano alla Katsum e la polizia si fa le chiacchierate, ma di cosa parli? Vai, tra il vecchio e quello con lo scooter non sapevo chi investire prima. Lui che vuole attraversare sulle strisce senza casco con lo scooter. Oh, che è successo qua fuori? Si stanno laureando, bravi! Auguri! Si stanno laureando per poi... Cioè, ma io non me lo spiego veramente. Vabbè, ha chiesto scusa, è stato l'unico che ha chiesto scusa almeno. Comunque si stanno laureando per poi finire a fare gli spazzini nella SIA. Bravi ragazzi, che l'Italia offre futuro a tutti questi giovani laureati. Ehi, ci sono anch'io qui, perché mi stringi? Perché non resti nella tua corsia? Ehi, mi stai stringendo, macchina nera? Ragazzi, ne approfitto di un po' di tranquillità per dirvi di iscrivervi al canale. Attivando la campanellina avrete le notifiche, cioè, quindi fatelo. Anche perché adesso usciranno tantissimi video, quindi penso di riprendere la programmazione di 3 video a settimana. Tenetevi pronti, saranno tutti belli succulenti. Vedi perché non si attraversa avanti alle macchine grandi? Perché dall'altra parte c'è qualcuno che non ti vede. Guarda, va, stai col telefono e mi vieni addosso, non te ne sei proprio resa conto, ma io non lo so. Cosa al telefono? Stava prenotando il parrucchiere forse. Vai, infilati uomo! Oh, stanno proprio con il carro attrezzi, si sono svegliati che hanno voglia di lavorare stamattina. E Salvatore gli impenna in faccia, bravo! C'è la municipale. Vabbè, tanto gliene passa per il cazzo anche a loro, che casino fa sta cosa. Cioè, guarda che golden hour, guarda quanto è bella Napoli. Ditelo voi nei commenti, perché tanto vi ho rotto anche il cazzo a dirvelo sempre. Ma guarda che se lo premi in continuazione è così, guarda. Ma te la ingolfo tutta quanta. Guarda che se resti così si ingolfa, dopo non parte più, Si sta ingolfando, Salvatore. Ci sta rimettendo tutta l'iniezione di benzina. Ora la accendi e esplode. Boom, boom. Mi hai sfiammato vicino alla faccia. Ho sentito il calore. Oh, ma cosa è successo? C'è uno... Ma... Guarda che bordello. Oh, inversione a U di colpo. Ah no, sta sulle strisce, stava attraversando, è vero. Si stava portando l'SH quella macchina, ragazzi, in pieno. Ho avuto paura io per la sua gamba. Mi prude la cappella. Me la sono grattata, infatti. Oh, adesso dato che oggi l'hai guidata la 09, sei autorizzata a guidarla quando vuoi. Quando devi andare a fare un giro, chiamami, me lo dici, vale, mi serve la 09, vieni e te la apri. Salvatore questo privilegio non lo potrà avere. Mi dispiace, Salvatore. Però tu sulla 1200 RS. Quale 1200 RS? Quella che ti sogni? Come al solito le corsie da 2 diventano 3. Poi dite perché uno si infila. Mi sono emozionato. Voglio farmi una pinnatella però. Ha slittato sta stronza. Oggi la 09 non l'ho pinnata proprio. Si sta offendendo secondo me. Ti senti poco usata secondo me. Non soddisfatta. E ragazzi, noi ci becchiamo alla prossima avventura. Ciao.